Buonasera cari telespettatori, rieccoci insieme anche in questa serata, grazie ai nostri ospiti di supportarci, adesso ve li presento subito, come anche il tema che andremo ad approfondire, tema purtroppo di grande attualità, lo vedete dal titolo, un'illegalità diffusa, troppo diffusa, quindi cerchiamo di puntare l'accento su una cultura da costruire passo dopo passo per la legalità. Ma innanzitutto che cosa vuol dire? E questo l'abbiamo chiesto anche a alcuni giovani per capire un po' il pensiero che potevano avere. Legalità, che cosa si intende? Chi è responsabile se la legalità non si diffonde, non permea gli animi di tutti i cittadini, se non è parte integrante dello spirito di un popolo? E perché ci sono popoli che tendono un po' di più all'illegalità e altri invece che sono un po' più irreprensibili? Perché la corruzione così diffusa nel nostro paese con percentuali da brivido, più della metà della corruzione in Europa è dovuta al contributo dell'Italia, ai noi, e perché le mafie continuano a dilagare, entrano nel tessuto sociale anche nel nord-est produttivo, provocando danni ingenti all'economia, alle persone, al senso di sicurezza che viene a mancare. Chi sono i tutori della nostra legalità e quanto responsabili sono anche i cittadini? Vediamo cosa si sta facendo, è molto importante il contributo di tutti, è molto importante quello che dà e sta facendo da lungo tempo il sindacato dello SPCGIL del Veneto con il sindacato dello SPCGIL a livello nazionale e con tanti giovani, quindi un connubio intragenerazionale e intergenerazionale. Vediamo i nostri protagonisti. Allora, ben arrivato qui in studio Danilo Toccane, segretario regionale dello SPCGIL del Veneto. Grazie di essere qui. Avrà la responsabilità di raccontarci la vostra mission, quindi lei è un po' la memoria, il portatore dei valori a questo ruolo. Moreno Raccanello, segretario della Lega SPCGIL di Venezia. Grazie anche a lei. Ci porterà una testimonianza importante di un campo che si è realizzato in modo particolare con i beni confiscati a una mafia, vabbè, è la mafia del Brenta, che è la mala del Brenta, e quindi a Campolongo Maggiore se non sbaglio, quindi una realtà presente sul territorio. Una giovane presenza, Tommy Ruzzante, coordinatore regionale reti e studenti medi del Veneto, grazie anche a te di essere qui con noi, giovanissimo, opera, lavora, si dà da fare, si rimbocca le maniche. Quindi questo è importante. E abbiamo Fabio Malaspina, segretario regionale SILP CGL del Veneto, quindi sindacato di polizia sostanzialmente. Polizia di Stato. Polizia di Stato, determinante, ce ne fossero di più di polizie di Stato, tutti sarebbero molto contenti, ma ai noi le risorse sono anche per voi sempre meno, la coperta è sempre più corta, quindi racconterete non solo il vostro apporto ma anche cosa subite, quindi i tagli e le difficoltà con cui voi dovete combattere ogni giorno. Allora, al termine poi ci sarà una bella sorpresa, abbiamo un contributo che ci è stato portato sempre dal sindacato pensionati di un'attività che si è svolta sempre in Italia, ma lo dovete seguire tutta la trasmissione perché verrà proiettato alla fine, quindi una testimonianza importante. Detto questo, partiamo subito, ci sono anche provvedimenti normativi di cui dobbiamo parlare, tante cosette. Io chiedo a lei, ma che cos'è questa legalità? L'abbiamo girata da alcuni, le legalità che hanno detto il rispetto delle leggi, il rispetto delle norme, ma è tutto qua, sarebbe facile. Anzi, difficile anche, facile ma difficile, perché ci sono talmente tante leggi nel nostro paese che, vabbè. Sì, ci sono tante leggi che indubbiamente vengono disattese, che non c'è poi dopo una conseguenza nell'operare concretamente per la loro applicazione. E poi tra l'altro ci sono anche delle leggi che non ci sono. Cioè siamo in presenza di proposte di legge, di provvedimenti, di elaborazioni che però per lungo tempo rimangono lettera morta a livello o del Parlamento nazionale o anche del stesso nostro Consiglio regionale del Veneto. Io innanzitutto, che quindi sarebbero di supporto, dice lei, cioè leggi belle. Che sarebbero di supporto, tant'è vero che noi per esempio siamo in presenza qui nel nostro Veneto di una legge che ormai ha 2 anni di vita, che noi abbiamo, seppure riconoscendo che il Veneto per ultimo, a livello di tutte le altre 21 regioni del nostro paese, si è dotato di una legge. Tant'è vero che 2 anni fa mancavamo solo noi all'appello. C'è stato
uno sprint da parte del Consiglio regionale e abbiamo la legge 48 del 2012. Ma che cos'è questa legge Quello 48? che noi denunciamo è che da quel momento che la legge è stata approvata non ci sono stati poi dopo quegli adempimenti, quei fatti, quelle conseguenze che dovevano essere messi in atto per renderla operativa questa legge. Lei si pensi che c'è un preambolo che sta sopra a questa legge, un'affermazione che fa molto discutere. E l'affermazione dice questo a memoria: il Veneto non è una regione mafiosa, ma è una regione a forte attrazione di mafia. Ora, è un concetto, intanto a me preoccupa per esempio questa affermazione: il Veneto non è una regione mafiosa. Certamente non siamo come le 5 regioni del sud, dove c'è la mafia, la camorra, l''ndrangheta, tutte questioni anche storiche. Però la nostra preoccupazione è che in assenza di provvedimenti, in assenza di operatività, noi registriamo che nel nostro Veneto la mafia ha messo piede. Ha messo radici, quindi è d'attrazione effettivamente. Ha forte attrazione. Il punto è quello di stabilire dove siamo arrivati. Siamo partiti da un'attrattività e siamo diventati... Perché nel Veneto di mafia qualcuno si è, come dire, nel passato anche permesso di dire non esiste, guaia. Ci ricordiamo tutti la polemica fra la regione della Lombardia, Maroni, Formigoni, che affermavano non c'è la mafia in Lombardia, altrettanto qui nel Veneto si affermava la non esistenza, la non presenza della mafia, e poi dopo abbiamo visto il malaffare, il rapporto con la mafia, gli intrecci con la mafia, come si sono via via sviluppati nella nostra regione. Noi siamo molto preoccupati del fatto che non c'è, secondo noi, un'azione di contrasto alla illegalità, di contrasto a questi fenomeni mafiosi, è vero, all'altezza di quella che è la situazione presente nel nostro Veneto. Eppure ogni giorno noi tutti, come cittadini, come sindacalisti, eccetera, leggiamo sui giornali che un po' qua, un po' là, c'è sempre una esplosione di fatti malavitosi. È chiaro poi dopo che nel nostro Veneto, sai, io delle volte penso, perché non si è fatta una lotta a fondo alla mafia? Vamo a vedere che quelli che dovevano fare erano essi stessi implicati in affari mafiosi, in affari di corruzione, perché come si spiega non tutto c'è stata quello, una volontà politica, lei tutto dice. questo che è avvenuto nel nostro Veneto, la vicenda del Mose a Venezia, la questione delle autostrade, la questione... Ma lì queste sono questioni di corruzione, direi di dedicare un C'è capitolo una anche a sé. questione di corruzione. La mafia è un'altra cosa. Nasce con con la mancanza dello Stato, e dove l'imprenditore per esempio ha bisogno di Stato, che può essere anche istituzione bancaria, questa viene meno per varie ragioni, anche giustificate, per carità, non entro nel merito, o non giustificate, lì si insinua la mafia, quindi sopperisce la mancanza di Stato. Dopo chiederò al sindacato di polizia di dare conferma o meno. Questo è un po' in genere. Sì, sì. C'è questa profonda collusione, sono meccanismi molto complessi. Dove c'è corruzione è un'altra questione, lì proprio, e noi purtroppo l'abbiamo vista tragicamente. Tant'è vero che noi abbiamo dei dati a livello di dei dati nazionali, è vero, che parlano di una economia mafiosa che controlla per oltre 250 miliardi di attività nel nostro Paese. Abbiamo una corruzione che viene stimata in circa 60 miliardi all'anno. Abbiamo 120, chi dice 120, chi dice 170 miliardi, è vero, di malaffare, di economia sommersa. Il mio concetto è questo, una forma, diciamo così, di denuncia, perché questi dati, vede, sono noti, sono conosciuti, cioè noi non abbiamo bisogno di operare per rilevare lo Stato. L'illegalità nel nostro Paese è fortemente descritta, anzi addirittura
le recenti statistiche, come diceva lei prima, fatte a livello europeo, hanno assegnato le giuste posizioni all'Italia e quelle rilevazioni lì corrispondono a quelle che si facevano nel nostro paese. Per cui la nostra denuncia è proprio quella di dire: perché poi dopo non si è conseguenti nell'attivare quegli strumenti che devono comportare una battaglia a fondo? Io non dico l'eliminazione, perché la corruzione, le malversazioni, un intervento radicato, è, come dire, presente in tutto il mondo, è vero. Poi c'è la mafia cinese, le mafie di qua, le mafie di là, noi abbiamo le nostre, però il punto è che noi vediamo che non si affrontano con coerenza questi fenomeni. Tant'è vero che noi della CGIL, noi dello SPI, abbiamo dovuto darci da fare per presentare una proposta di legge, raccogliendo nelle firme, è vero, una proposta di legge per tutelare il lavoro in tutto questo bailando. Ma non me l'anticipi troppo, perché questa voglio arrivare, perché quando si parla di legalità c'è il lavoro anche di mezzo. Certo. Per cui è importante che voi state presentando questa proposta di legge, ma per restare sempre un po' al tema iniziale, perché tempo ne abbiamo, voglio sentire anche il sindacato di polizia. Perché il segretario giustamente puntava l'accento su un fenomeno ormai noto, lo sappiamo da qualche anno, sono state le indagini anche della magistratura, hanno portato alla luce cose anche eclatanti e gravissime, e ne stanno emergendo sempre di più, anche l''ndrangheta presente nel territorio, eccetera, quindi varie mafie, non un'unica mafia. È sufficiente l'intervento che voi potete dare, che potete attuare, o non si riesce a compiere quello che il sindacato segnala perché sostanzialmente c'è un'impotenza di mezzi, di strumenti, o è di volontà? Cioè, dove sta la cosa, il problema? Un problema anche di legalità di leggi, e lì ci estendiamo ad altre questioni di legalità diffusa. Sì. Non è facile, no, ma no, sono riflessioni che i cittadini fanno. Molto vasto, e sì, dipende da quale lato lo prendiamo. Ma proprio per far riflettere anche i cittadini che queste considerazioni le fanno. Come sindacato, quindi come rappresentante dei lavoratori della Polizia di Stato, che è una delle 5 forze di polizia, accanto a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, sicuramente non possiamo sottacere sul fatto che negli ultimi anni, contrariamente a quelle che sono le emergenze del Paese in termini di sicurezza e di legalità, che poi i due temi sembrano separati ma si tengono assieme assolutamente, stiamo assistendo a un percorso, a un atteggiamento, a un comportamento tutto sommato schizofrenico da parte della politica, delle forze di governo, che va avanti però non da un anno o due, ma sostanzialmente possiamo parlare ormai di un decennio che funziona, un lento ma continuo smantellamento di determinate caratteristiche. Cosa intendo dire? Quando un problema viene vissuto come emergenza, come questione nazionale, va da sé che deve diventare oggetto di investimento, di potenziamento, di studio, di analisi. Ecco, tutto questo dal nostro punto di vista, con dati reali, non avviene da ormai 10 anni. Per rimanere a un atteggiamento, a un aspetto più pratico di lavoro, noi negli ultimi 10 anni la Polizia di Stato è calata di circa il 12%. Se questo 12% lo unisce al fatto che si entra in polizia come nelle altre forze di polizia sempre più tardi, dovendo passare per un servizio militare protratto da 1 a volte anche a 4 anni, questo determina un ingresso nelle forze di polizia a 26-27 anni. Contrariamente a quanto si faceva 20-25 anni fa, si poteva entrare anche a 19-20, che significa che si arriva ad essere operativi a un'età in cui certamente c'è ancora tanto da dare, però la parte migliore della giovinezza, come dire, si è persa per strada. Questo unito al fatto che le donne sono sempre di meno, perché appunto l'arruolamento militare prevede il passaggio per entrare in polizia prevede l'arruolamento militare, e quindi una ragazza che abbia come prospettiva di fare l'investigatore trova poco coerente fare un percorso nella vita militare. Tutto questo fa sì che noi si sia sempre più anziani come età media e sempre di meno. Ora, contrastare i fenomeni di delinquenza comune piuttosto che quelli di criminalità organizzata, piuttosto che quelli di terrorismo, che negli ultimi mesi
per note vicende hanno ripreso l'attenzione, vigore e riempiono giustamente le pagine dei giornali e delle TV, ma c'è da chiedersi chi c'è dietro pronto ad affrontare questo tipo di problematiche. Per cui sì, c'è quello che diceva Toccane, riguarda più l'aspetto, diciamo, l'impianto generale nazionale condivisibile. Sul piano regionale non dobbiamo anche qui dimenticarci che la Regione non ha poteri particolari in termini di sicurezza, soprattutto nei confronti della criminalità organizzata. No, ma infatti ne ha molta di più nei confronti della sicurezza urbana. Allo Stato centrale. Diciamo che la Regione non brilla per vicinanza al sistema integrato della sicurezza rispetto a ciò che diceva alcuni anni fa e rispetto anche a ciò che riempie tutti i giorni i giornali, insomma, per cui c'è molta attenzione, molto gioco, noi non abbiamo difficoltà a dirlo, molto gioco propagandistico, molti meno fatti concreti da questo punto di vista. Allora, dobbiamo tornare su questi temi perché sono importanti anche comprenderli anche meglio, poi se voglio sentire anche il vostro punto di vista. Pubblicità, pochissimi secondi, poi siamo di nuovo con voi.